Benvenuti a tutti a questo secondo incontro dell'appuntamento sulla Tenda TV, ma anche a tutti gli altri collegati attraverso altri social. Oggi, per arricchire e intuire il fantastico, meraviglioso poliedro delle vocazioni nella Chiesa, abbiamo qui con noi un altro testimone, Federico Amianti, seminarista, originario di Farra di Soligo, in questo momento in servizio presso la parrocchia di San Vendemmiano e prossimo all'ordinazione diaconale proprio domenica 30 aprile, tra l'altro giornata mondiale delle vocazioni, e ricordiamo che la sua ordinazione sarà alle 17:30 a Farra di Soligo. Federico sta percorrendo una strada particolare, come particolari sono tutte le nostre vite e tutte le nostre vocazioni. Papa Francesco, in un suo discorso del maggio 2021 a proposito del diaconato, diceva così: tutti siamo chiamati ad abbassarci, perché Gesù si è abbassato, si è fatto servo di tutti. Se c'è un grande nella Chiesa è Lui, che si è fatto il più piccolo e il servo di tutti. E tutto comincia da qui, come ci ricorda il fatto che il diaconato è la porta all'ingresso dell'ordine. E diaconi si rimane per sempre, continua Papa Francesco. Ricordiamoci per favore che sempre per i discepoli di Gesù amare è servire e servire è regnare. Il potere sta nel servizio, non in altro. I diaconi sono i custodi del servizio della Chiesa. Per conseguenza, si può dire che sono i custodi del vero potere nella Chiesa, perché nessuno vada oltre il potere del servizio. Con queste parole forti di Papa Francesco ci mettiamo in una dimensione di ascolto di Federico e della sua viva testimonianza. Sono Federico, ho 34 anni e sono originario di Farra di Soligo. Sono un seminarista all'ultimo anno di formazione e sto per essere ordinato diacono. Quando non sono in seminario vivo nella parrocchia di San Vendemmiano, dove mi occupo soprattutto di ragazzi e di giovani. Nella mia storia un luogo fondamentale è stato innanzitutto l'abbazia di Follina. Lì mi recavo quotidianamente a pregare per capire qual era la mia strada, e in quel tempo infatti ero inquieto e avevo bisogno di un luogo di pace e di preghiera dove mettermi in ascolto della voce del Signore. Quella bellissima chiesa è stata quindi per me il luogo fondamentale di scoperta della vocazione. Ci sono state poi molte persone fondamentali per questa scoperta, e sono naturalmente i preti che mi hanno accompagnato nel cammino di seminario, ma anche dovendo indicarne uno vorrei indicare padre Claudio, un religioso camiliano con il quale facevo l'esperienza di carità di accogliere in dormitorio i senza tetto nella città di Trento. E lui mi ha fatto riflettere molto sul fatto che la carità può essere il motore di una vita autenticamente felice. Infine, come esperienza fondamentale per la scoperta della mia vocazione, indicherei l'aver frequentato la FUCI, la Federazione Universitaria Cattolica Italiana, perché ho potuto fare il mio cammino di fede in compagnia di altri giovani, e questo mi ha fatto scoprire la gioia di appartenere alla Chiesa. Le altre vocazioni sono state importanti per scoprire la mia, perché mi hanno detto che il regno di Dio si compone di una varietà di storie diverse, tutte bellissime, e quindi anch'io ero chiamato a capire come scrivere la mia storia mettendomi in relazione con il Padre. E sono importanti anche ora, che
trovato la mia strada, perché vedere come le altre vocazioni hanno un modo profondo nel quale si amano le persone che magari si sono scelte per tutta la vita, oggi insegna anche a me a prendermi cura di coloro che mi sono stati affidati. Alla Chiesa vorrei offrire la mia vita, la mia disponibilità ad essere un lavoratore della vigna del Signore, ma un lavoratore dell'ultima ora, nel senso che quel poco che posso dare con le mie capacità non viene dai miei sforzi, ma viene dalla grazia di Dio, dal mio rapporto con Lui. Le altre vocazioni vorrei che mi stimolassero ad essere affettuoso, ad essere gioioso, perché tutte le vocazioni concorrono a formare la comunità cristiana unita, così che tutti nel mondo, guardando la comunità, possano dire: guardate come si amano. Sogno una chiesa che sia un meraviglioso poliedro, perché possa mostrare a tutti gli uomini un lato nel quale si possano specchiare e quindi ritrovare la verità della propria vita che è in Dio, e una chiesa che in ognuno di questi lati possa offrire a tutti un ingresso invitante e promettente.